Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui al Teatro delle Voci per un'altra tappa del Prosecco Classic Festival. Siamo arrivati a metà di questi nostri appuntamenti in questa interessante sede di concerti con un appuntamento appunto che uscirà dal repertorio usuale della musica classica. Oggi, con questo quartetto d'archi tutto al femminile, le X Quartet, faremo un viaggio nello spazio ma soprattutto nel tempo. E quindi diamo il benvenuto alle X Quartet: Sabina Bacoldina, Elena Borgo, Caterina Camozzi e Pia Pulkkinen. Un altro applauso, sono bellissime vestite con questi abiti, sembrano degli elfi dei boschi. Il concerto delle nostre protagoniste comincia con la base culturale di musica classica che in particolare tutti i musicisti di Venezia condividono, e dunque Vivaldi. Del Prete Rosso si conoscono circa 70 concerti per orchestra d'archi e basso continuo senza solisti, e uno di questi è quello che andranno ad eseguire. La maggior parte fu appunto scritto per le giovani che andavano nei conservatori, chiamati ospedali, in particolare quello della Pietà era quello in cui Vivaldi aveva appunto una carica, ha avuto delle cariche dal 1703 fino al 1740. Quest'opera è il concerto in La maggiore FXC numero 4 e sembra dovesse servire proprio per incrementare la preparazione tecnica delle giovani. Ma non solo, c'è un'altra teoria secondo cui queste opere furono anche commissionate dall'estero. Infatti Charles de Brosse scriveva ad un amico: qui hanno una specie di musica che noi in Francia non conosciamo affatto e che più di ogni altra mi parrebbe adatta al giardino di Bourbon. Ecco, la presenza di 12 concerti a 4 di Vivaldi nella biblioteca del Conservatorio di Parigi testimonia proprio il successo che queste opere ebbero oltre i confini italiani. Noi ascoltiamo il concerto in La maggiore FXC numero 4.
Continuiamo sempre con Vivaldi, con un altro concerto, il concerto sempre in La, ma in La minore, RV 522. Ecco, questa è una formula sempre usata e anche ideata proprio da Vivaldi, quello del concerto con tempo allegro, adagio, allegro. E questo particolare concerto lo ritroviamo in un'opera, l'estro armonico, in cui estro armonico è un ossimoro, estro è fantasia, appunto, stravaganza, mentre armonia è inteso come le regole della composizione. E quindi in questo c'è un tentativo di Vivaldi di, come dire, unire l'uno all'altro. Un musicologo, Alfred Einstein, che è cugino peraltro del più noto appunto Einstein, dice così: sembra a questo punto che in una sala maestosamente decorata porte e finestre siano improvvisamente spalancate per salutare la grande natura sconfinata. È un passaggio fiero e nobilmente patetico, quale non si conosceva nel secolo XVIII. È il richiamo di un uomo libero al mondo. Il concerto in La minore per 2 violini RV 522.
Facciamo un salto di oltre un secolo e mezzo con Claude Debussy e andiamo anche in Francia. Claude Debussy, uno degli esponenti più importanti della Belle Époque appunto parigina, che poi morì con lui appunto alla fine della Prima Guerra Mondiale. Qui siamo con questo brano, Le Petit Nègres, il piccolo negretto, nel 1909. Un anno prima aveva composto una raccolta di brani per bambini dedicata alla figlia e appunto un anno dopo decide di scrivere questo brano anche proprio per eseguibile da bambini. Naturalmente nella versione per pianoforte. Qui naturalmente ascoltiamo una reinterpretazione delle nostre X-Quartet. Un brano che ci riporta però a delle sonorità molto più moderne, al ragtime, l'anticipazione di quello che oggi è il jazz. Ascoltiamo Le Petit Nègres. Andiamo ad un nostro contemporaneo, John Williams, autore di alcune delle più famose colonne sonore per film, anche perché oltretutto questi film sono alcuni dei film più importanti della storia del cinema. Superman, E.T., Lo Squalo, Harry Potter, per citarne alcuni, ma soprattutto è conosciuto anche per Star Wars. Il brano Cantina Band, conosciuto poi come brano Mad About Me, fu eseguito da Phil Dahan and the Modal Notes, la band che appunto lo esegue nel primo episodio di Star Wars, all'interno di una cantina in cui Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi stavano cercando un passaggio per un altro pianeta. Ecco. Ed ora ascoltiamo questa musica da una galassia lontana lontana.
continuiamo proprio con il jazz, e dunque Fly Me to the Moon, uno degli standard più conosciuti e più eseguiti anche dai grandi interpreti di tutto il mondo. La stessa versione di The Voice, Frank Sinatra, del 64, è la versione più conosciuta, ma è una cover. Infatti questa canzone uscì 10 anni prima con Kay Ballard. Il titolo originale era In Other Words, ma poi il titolo fu soppiantato naturalmente dal primo verso di questa immortale canzone, Fly Me to the Moon. E questa prima parte si conclude con un brano di jazz manouche. Torniamo in Francia con Stéphane Grappelli e Tears, un brano che risale agli anni 30 del secolo scorso, quando Grappelli era in coppia con Jean-Baptiste Reiner, detto Django, il nucleo di una formazione jazz, il quintetto dell'Hot Club de France. Il Groppelli, un violinista di origini italiane, Groppelli era un'antica famiglia nobiliare, e appunto Django invece è un personaggio unico nel mondo della storia, di etnia Sinti, universalmente considerato proprio il fondatore, l'inventore del jazz manouche, un jazz che fonde al suo interno anche sonorità appunto zigane, zingare, con il patrimonio folcloristico di tutte le etnie appunto europee. Tears di Stéphane Grappelli.
Ed ora una piccola pausa per le nostre protagoniste, l'X Quartet, Pia Elina Pulkkinen, Sabina Bacoldina, Caterina Camozzi ed Elena Borgo. Una piccola sorpresa, escono di scena ma poi torneranno per regalarci altre suggestioni, altre emozioni e soprattutto il calore della musica rock. E diamo il benvenuto ancora alle X Quartet, Pia Elina Pulkkinen, Sabina Bacoldina, Caterina Camozzi ed Elena Borgo. E come notate in questa seconda parte del programma, anche loro sono adeguate ai ritmi più caldi, un po' più aggressivi forse, che suoneranno. Andiamo infatti ad approfondire un repertorio che fa parte della musica pop rock degli ultimi 40-50 anni. Partiamo da Stairway to Heaven, forse la più celebre delle canzoni dei Led Zeppelin. Pubblicata nel 71, nel quarto album del gruppo, è una delle canzoni più richieste dalle stazioni FM degli Stati Uniti, nonostante non sia mai uscita come singolo. Vediamo un po' l'idea che aveva Jimmy Page, il frontman dei Led Zeppelin, appunto, di questa canzone. L'idea di Stairway to Heaven era quella di avere un pezzo di musica, una canzone che si sarebbe dovuta sviluppare su più strati e dovesse andare a coinvolgere diversi stati d'animo. Tutta l'intensità e la finezza dovevano servire per dare spinta al brano sotto ogni punto di vista, sia quello emozionale che musicale. Per questo la canzone continua ad aprire e ad esplorare un certo tipo di schemi. X Quartet, Stairway to Heaven.
Un altro brano che ci porta ai ruggenti anni 70 della Motown è I Will Survive, canzone nota proprio per l'interpretazione di Gloria Gaynor nel 78. Il testo della canzone descrive in prima persona l'esperienza del narratore che trova nuova forza interiore dopo essere stato abbandonato dal partner. Ora la canzone però è usata spesso come inno dell'empowerment, letteralmente il potenziamento, cioè la presa di coscienza e l'assunzione di responsabilità femminile. E beh, qua ne abbiamo un bel esempio, insomma. E poi anche come inno gay, la stessa Gloria Gaynor è proprio un'icona di questo movimento. Empowerment con le X Quartet. Torniamo in Veneto, però con un omaggio soltanto. Omaggio reso da Carl Jenkins non a un musicista, ma a un architetto veneto. Palladio è il prossimo brano ed è una composizione per orchestra d'archi proprio scritto nel 1995. Ai più noto perché è parte di un famosissimo spot pubblicitario, quello dei diamanti, il diamante per sempre, ecco, tutte le donne probabilmente lo ricorderanno.
Il compositore, e usiamo le sue parole, visto che spiegano al meglio proprio la sua volontà di dedicarlo a questo grande architetto, dice: il brano Palladio è stato ispirato dall'architetto italiano del XVI secolo, Andrea Palladio, la cui opera racchiude la celebrazione rinascimentale delle idee di armonia e di ordine. Due tratti distintivi di Palladio sono l'armonia matematica e gli elementi architettonici ispirati dall'antichità classica. Una filosofia che rispecchia il mio approccio alla composizione. Palladio di Karl Jenkins. Continuiamo con Thriller, una canzone di Michael Jackson uscita tra la fine dell'83 e i primi mesi appunto dell'84. Il disco più venduto della storia è Thriller, da cui appunto è tratto questo singolo, con oltre 115.000 copie. Ecco, ma Thriller fa parte di un altro filone culturale, quello nuovissimo nascente nei primi anni '80 dei video musicali. E il video musicale di Thriller, appunto un desiderio di Michael Jackson, è un piccolo film. La versione più lunga dura 13 minuti e racconta proprio una storia interessante, un po' tenebrosa. Il balletto poi è la coreografia, è la cosa più ancora adesso imitata.
Pensate che il più grande flash mob del mondo è stato fatto a Città del Messico e raccolse 13.000 persone proprio per ballare questa coreografia. Thriller, le X Quartet. Continuiamo con un brano d'amore però al modo degli Guns N' Roses, e quindi Sweet Child of Mine. Il terzo brano estratto dal primo album in studio, Appetite for Destruction, pubblicato nell'88. Un brano dedicato da Axl come lettera d'amore all'attuale alla fidanzata dell'epoca, sua ormai ex moglie, e Erin. E nasce un po' per caso, il suo chitarrista stava appunto strimpellando assieme al batterista, insomma hanno creato questo riff che è piaciuto molto ad Axl Rose, e quindi Sweet Child of Mine, X Quartet.
Continuiamo con Innuendo, la traccia iniziale dell'omonimo album dei Queen del 1991. Fu la prima hit estratta dal disco a raggiungere la prima posizione nella UK Singles Chart ed è una delle canzoni più lunghe dei Queen, nonché la più lunga mai pubblicata proprio come singolo. Il brano è caratterizzato da una contaminazione di stili, al rock nella strofa e nel ritornello, mentre la sezione intermedia mescola flamenco, operetta, progressive rock, facendo grande uso di virtuosismi. Le nostre protagoniste annuiscono. È un po' considerata anche la Bohemian Rhapsody degli anni 90, proprio per le molte analogie con quest'altro brano sempre dei Queen. Il titolo significa allusione ed insinuazione. Innuendo, le X Quartet.
E siamo all'ultimo brano, il tempo è passato in un attimo. E un ultimo brano che è di Lady Gaga, forse un nome che ai più non dirà molto, però giustamente viene dopo appunto i Queen, perché il nome Gaga è proprio tratto da una canzone dei Queen, Radio Gaga. E chi è questa giovane cantante, poco più che trentenne? Si chiama Stephanie Joanna Angelina Germanotta, chiare origini italiane, ed è una cantautrice, attrice, attivista anche appunto statunitense. Famosa dai più giovani proprio per le sue canzoni elettropop, però non disdegna anche la musica un po' più tradizionale. Infatti nel 2014 ha realizzato un album di duetti con il più grande crooner ancora vivente, crooner jazz, Tony Bennett, dal titolo Chick to Chick. Questa canzone, naturalmente, dai ritmi elettropop e dance pop, però c'è una piccola citazione alla musica classica. Infatti all'inizio c'è un campionamento tratto dalla ciarda di Vittorio Monti. Aleandro, le X Quartet. Elina Pulkkinen, Sabina Bacoldina, Caterina Camozzi ed Elena Borgo. Le X Quartet.
e penso che sia il caso di farle rientrare proprio per lasciarci regalare un bis. Cosa ci andrete ad eseguire adesso? Allora, adesso, visto che da poco è mancato un grandissimo artista che è Leonard Cohen, noi abbiamo deciso di fare il suo Alleluia e lo dedichiamo ai nostri maestri e al nostro amico Rocco. Io penso che dal pubblico sia arrivata la richiesta di un altro bis. I Will Survive.
Le X Quartet, Pia Elina Pulkkinen, Sabina Baccoldina al violino, Caterina Camozzi alla viola ed Elena Borgo al violoncello. Io vi ringrazio tutti quanti e vi ricordo che la prossima settimana sarà una settimana ricca di bellissima musica. Infatti, domenica 4 dicembre, sempre alle 10:30, il trio violino, flauto e violoncello di Glauco Bertagnin, Francesco Padovani e Giuseppe Barutti, una mattinée veramente interessante, davvero elegante e raffinata. Poi giovedì 8 dicembre, torniamo sempre con un'altra mattinée. E quindi cello in suite con la solitudine e il canto, un solo di Giuseppe Barutti che appunto ci presenterà le suite di Bach. Infine il concerto finale di questa rassegna domenica 11 dicembre 10:30 con i virtuosi naturalmente dei solisti di Veneto 1, orchestra da camera diretta dal maestro Giorgio Sini. Vi auguro una buona domenica e buona giornata a tutti.